Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e come di consueto noi facciamo questo break ogni volta, ricordo sempre le solite cose, però ci facciamo anche un po' di autopubblicità, vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, ospite questa sera è il sindaco, l'avete visto, il sindaco di Padova Sergio Giordani, abbiamo parlato di viabilità, abbiamo parlato di tram, abbiamo parlato dell'ospedale Sant'Antonio, prima della pubblicità ho detto che parleremo di sport, ovviamente parlo di stadio, parlo di calcio Padova, perché è un altro tema molto caro al nostro sindaco, essendo stato presidente del Padova, quindi ci tiene. Allora, il Padova è quasi con un piede e tre quarti in Serie C, a meno che non venga ripescato, mettiamo questa ipotesi che era reale, se arrivava e se arriverebbe. Se fosse arrivato. Se fosse arrivato, giusto un. No, potrebbe anche arrivare, perché il tempo ce l'è matematicamente, terzultimo potrebbe arrivare, terzultimo, ci sarebbe la possibilità. Ci sarebbero tante possibilità di ripescaggio, però oggi il Padova è ultimo. Ecco, lei venerdì avrà un incontro con il Presidente, con Abodi, per quanto riguarda la richiesta di un finanziamento da parte dello Stato per fare questo stadio, con l'assessore dello sport Bonavina. Mi racconti un po' il punto? Il punto, come ho detto, è abbastanza semplice. Il progetto che ha presentato il Calcio Padova, Bonetto, è interessante, bellissimo, affascinante, nessun problema. Lui si è riservato di dare una risposta entro l'estate perché vi ricordo che noi abbiamo un finanziamento del CONI di 2 milioni e dobbiamo dire se lo accettiamo o no, sarebbe grave non accettarlo, nel senso non utilizzarlo. Eccolo qui lo stadio, come sarebbe nell'intenzione. Di conseguenza il Presidente Bonetto ha chiesto tempo per capire se riesce a avere i finanziamenti necessari per fare lo stadio. Immagino che venga a chiarire questo aspetto, se ha il finanziamento o no, per fare l'operazione, tutto qua. Per cui viene a Bodi, credito sportivo, vuol dire. Lei si è fatto un'idea, signor Sindaco, è abbinata la situazione della squadra alla situazione stadio, cioè dico, se il Padova retrocede, secondo lei Bonetto farà ugualmente lo stadio, farà e continuerà ugualmente in questo progetto A? Punto B, Bonetto rimarrà secondo lei, e se ha avuto l'occasione di parlare, alla guida del Padova in caso di retrocessione? Josef, il socio armeno, rimarrà all'interno del Padova e contribuirà a renderlo forte e a cercare di fare una squadra competitiva, tenendo presente che l'anno prossimo, lo dico nelle trasmissioni sportive, c'è, se rimangono il Como che ha il 54esimo presidente più ricco del mondo, il Monza che è di proprietà di Berlusconi, il Vicenza di Renzo Rosso e la Triestina che è di proprietà di un triestino che è rientrato dall'Australia ed è uno, a quanto dicono, molto ricco economicamente. Quindi già queste 4 società costruiranno una squadra per vincere. Dopo vincere non è facile, c'è Staro Docet e quindi. Però ha avuto delle sensazioni, parlandoci assieme, di quello che accadrà, lei che è il sindaco di Padova? Diciamo che Roberto Bonetto è molto sconfortato, ovviamente, come lo sono io e come lo sono tutti i tifosi padovani. Mai avrei pensato in queste 2 ultime giornate, onestamente davo quasi per scontato, ero tranquillo che la squadra avrebbe fatto bene proprio in virtù di quello che aveva fatto a Cittadella, che si è visto che era un'altra squadra. Non so cosa sia successo sotto l'aspetto psicologico, purtroppo così è andata. Non siamo ancora certi, però la situazione ovviamente è molto complicata e difficile. Ognuno di noi conta sul ripescaggio, eventuale ripescaggio, perché il Calcio Padova è un'azienda sotto l'aspetto finanziario positiva, gestita bene, per cui mai, si sa mai, speriamo che capiti anche a noi, come è capitato un paio di volte a Vicenza. Detto questo, chiaramente la situazione non credo aiuti a fare lo stadio, però Roberto Bonetto anche ultimamente ha detto che lui crede ancora nell'operazione di fare lo stadio e per cui a Bodi viene apposta per vedere se è fattibile finanziare l'operazione. Preciso che il finanziamento deve essere tutto privato, nel senso Calcio Padova non c'entra mai niente il Comune. Il Comune
fare impianti di gioco a livello professionistico come il calcio ormai non fa più parte del DNA dei comuni, vengono fatti solo dalle società, giustamente, basta vedere, le grosse squadre ormai stanno investendo negli impianti. Per cui tutta la voglia di collaborare possibile da parte dell'amministrazione comunale, ma ho chiarito bene la cosa che non ci sarà mai in finanziamento da parte del comune. Daremo anche concessione per quanto riguarda una strip center, vuol dire un centro commerciale, una piazza commerciale non alimentare. Detto questo, vediamo che proposte saranno fatte venerdì, non le conosco. Se Bonetto resta o no. A me ha detto di sì, che ha voglia di rivincita, se tocchiamo ferro non è ancora detto, ha voglia di rivincere, di impegnarsi ulteriormente. Spero il suo socio lo aiuti, non conosco i fatti societari, non sono di mia competenza. So che il suo socio è molto facoltoso e penso che gli dia una mano, anche se non capisco perché sia venuto a Padova, francamente. Per cui confido che è una società però seria, gestita bene in termini economici, che purtroppo è stato fatto degli errori. A livello sportivo sicuramente sì. Io capisco anche il dramma, dicevo ieri su un'intervista a un giornale, capisco anche il dramma che sta vivendo Roberto Bonetto, io l'ho provato, mi ricordo bene quando è stato esonerato Mazzia, abbiamo messo Sandreani, mi ricordo l'ultima partita, se non sbaglio era Pescara o Pisa, non mi ricordo più. Pensi dalla confusione quella volta lì avete sbagliato che annunciare l'allenatore? È vero, ma a seguito di questo però abbiamo trovato quello giusto che ci ha salvato, perché mi ricordo l'ultima partita ero in panchina, ero terrorizzato perché se perdevamo la partita retrocedevamo. Dopo non succede niente perché Venezia quella volta non ha fatto punti, per cui ci salvavamo. Però è un dramma pensare di essere cioè dramma nel senso buono del termine, sono cose peggiori, però retrocedere è una cosa pesante, per cui anche capisco... dopo un anno di promozione. Sì, anche i sacrifici che ha fatto la società per salire, sono stati bravi, perché dai dilettanti passare in Serie B in 4 anni è da applausi. Perfetto, allora abbiamo ragionato però speriamo nell'ipotesi che venerdì poi manca poco tempo, si saprà qualcosa di più. Nell'eventualità invece che Bonetto dica io non ho trovato i finanziatori, non mi danno i soldi per poter fare il progetto che avevo fatto io, arriveranno questi soldi, oggettivamente obiettivamente allo Stato, questi 2 milioni. Se arriveranno e se si farà l'opzione B, quella meno gradita, però quella indispensabile a migliorare l'Euganeo, ecco lì i tempi quali saranno, Sindaco? No, per la prossima stagione no, perché se aspettiamo l'estate certo. chiaramente non è fattibile. La curva può essere fatta anche durante il periodo calcistico perché tanto non crea problemi. Il spostamento del campo non è fattibile, poi vuol dire non questo prossimo campionato ma l'altro ancora. Però comunque i lavori verranno fatti indipendentemente dalla categoria della squadra. Sì. Se il calciopalla dice non faccio lo stadio o non posso fare lo stadio, facciamo con mezzi nostri, come abbiamo detto. Certo. E lei ha un'idea più o meno, si è fatto un'idea se potrebbe fare, dopo tutte le chiacchierate che ha fatto, si è fatto un'idea sì, riusciranno a farlo, no, non riusciranno a farlo? Non so, l'aspetto finanziario non conosco, viene apposta venerdì a chiarirlo. E quindi no, pensavo lei avesse le idee, perché lei vede un attimino più avanti di solito di quello che riesco a vedere. E anche se l'avessi idea non me lo direbbe mai, questo era implicito. E senti, invece l'altra cosa importante vicino allo stadio, la città, una parte della città, certe associazioni dall'Ascom dicono ma allora facciamo questa arena o no? Nel parlare con Diego Zabeo mi dice Giorgio guarda, fare l'arena vuol dire che commercialmente Padova cresce notevolmente, ce ne sarebbero 4-5 pochi in Italia, quelle che ci sono a Livorno, a Milano, a Bologna sono davvero in una situazione disastrosa, costruirla qui vorrebbe dire un indotto per il nord-est, per la città di Padova, per gli alberghi, per il turismo, per tant'altro e ovviamente però ha un costo esorbitante perché come vorrebbe farla lui mi sembra costi sui 60-70 milioni di euro. Lì prosegue questo tipo di ragionamento, Sindaco Giordani? Certamente sì, io è 2 anni che ci lavoro su questa cosa qua, sono il primo a aver lanciato questa idea proprio parlando con Diego Zabeo. E chiarisco una cosa, è una gara pubblica, per cui può essere che sia Tizio o Caio Sempronio che fa, però secondo me è una cosa molto... però il Comune deve mettere a disposizione i terreni quantomeno. Certo, ma sono sempre
io non posso cedere il terreno a Tizio, Ho capito. È una gara, è sempre una gara. Al di là di questo abbiamo la fortuna che c'è Diego Zabeo che è bravo nel suo mestiere, probabilmente vince lui o qualche altro, questo non lo so, ma io sono personalmente come amministrazione comunale molto interessato. Io sono convinto che avere l'Arena Musicale a Padova porta un indotto incredibile sotto l'aspetto culturale, turistico, notorietà. Oggi siamo la terza città italiana sotto l'aspetto musica e sono più che interessato. Ma ripeto, attenzione, attenzione, sono sempre fondi privati, non è che il comune... siamo d'accordo, però è chiaro che se i fondi privati non ci sono, non è che il sindaco fa qualcosa. No, però è chiaro che qualcuno dice ha promesso, no, ho promesso niente, ha promesso che mi impegno a fare. È chiaro, però se il privato ha anche il contributo non in maniera irregolare ma regolare del comune, la cosa è in sintonia. Io sono non interessato di più, farei la firma, è una cosa di un vantaggio incredibile. Indipendentemente dallo stadio, l'Arena. Sì, indipendentemente, c'è lo spazio. Ecco, guardi, io ricordo uno su tutti. Questo appunto... rendi, ce ne sono degli altri anche. Sì, sicuramente sì. Ce ne sono degli altri, ho visto anche in Europa un paio sono andato apposta a vederli per curiosità, sono convinto che sono una cosa positiva, basta vedere i concerti che vengono fatti, portano un flusso di persone, non solo italiane, ma europee. Sì. Vuol dire che la gente dorme qua, mangia qua, conosce Padova in maniera diversa. Padova ha un vantaggio enorme, che oltre uno viene a vedersi anche lo spettacolo musicale, dopo ha modo di vedere la città e abbiamo un gioiello come città noi, è bellissima sotto tutti gli aspetti. Per cui il turismo è anche aumentato, quindi è aumentato moltissimo. Padova è piena di gente, piena di studenti, piena di famiglie, piena di gente che voglia conoscere la città. Dopo parleremo di questo perché il prossimo tema, dopo la pubblicità, sarà Padova Internazionale, proprio per via di quello che stava accennando lei. Invece per quanto riguarda l'Arena? Io aspetto i privati che dicono sono qua, non che posso farlo io. No, certo che non può fare lei, però insomma il rumor, no, perché vedo sempre qualche articolo sui giornali dove si dice che viene fuori Bertini, allora lo facciamo, no, questa arena, pur tanti anni che lo dicono, tra il dire e il fare poi c'è, come sappiamo, il mare, però io voglio sapere il suo punto di vista, appunto, qual è. Per me va fatto domani, basta che qualcuno tiri fuori i soldi per farlo, appunto, chiaro o no? Però le domando, uno, anche per lo stadio, uno che spende la cifra che dice Bonetto, 100 milioni, come vuole fare tutto. Mi ricordo che 100 milioni è lo stadio, è l'albergo, è il Padovanello, è il completamento della zona, non è lo stadio. Per alla fine 100 milioni lo stadio, una parte lo stadio? Lo stadio costerà 30 milioni, 30, 40, quello che è. Forse, no, sui 30 dovrebbe venire fuori bene. Però dico, oppure l'Arena Musicale 60-70 milioni. Un investitore perché dovrebbe investire questi soldi? Il ritorno quando ce l'ha? Le faccio una domanda a lei che è anche economicamente uno che sa queste cose. Cioè, se io investo 100 milioni per fare tutto questo ragionamento per quanto riguarda lo stadio, 60-70 milioni l'Arena, ma io quando rientro ce l'ho in quella cosa lì. Faccio morire? Faccio fatica a rispondere a questa domanda. Io faccio il calcolo. No, una domanda economica, ovviamente. Penso che dobbiamo stare più bassi con i costi, è troppo alto l'investimento. Si fa fatica a ritornare a questo investimento, salvo che lo stadio non venga utilizzato in maniera più proficua come fanno i club di alto profilo. Vedi Juve, comincia a vendere tribunette personalizzate, cioè è un altro meccanismo che c'era in testa Bonetto. È chiaro che in Lega Pro non si riescono a fare queste cose, ma se uno in Serie A e comincia a dire ti vendo la tribunetta riscaldata tua in cui puoi mangiare, portare gli amici, te la vendo per 8 lire per 5 anni e gli abbonamenti faccio cose particolari. Bisogna vivere lo stadio in maniera totalmente diversa. Bisogna avere una squadra di Serie A, è tutto vero. Bisogna avere una squadra importante. È importante, allora do ragione a lei. E chiudo prima della pubblicità, io faccio un ragionamento, io non riesco a capire, guardo ieri sera la partita di Champions del Tottenham, hanno fatto lo stadio nuovo a Tottenham, e a Londra ci sono 10-15 stadi, uno più bello dell'altro. Londra ha 9 milioni di abitanti. Ho capito, però, Sindaco, hanno credo una quindicina di stadi, compreso l'Olimpico
Wembley e via discorrendo, compreso Wimbledon e tant'altro che riguarda il tennis, però dico, e noi in Italia, che siamo la nazione, dopo l'Inghilterra, mettiamola, dove è nato il calcio, a Roma, l'Italia non ha uno stadio adeguato solo per il calcio. L'Italia, non Padova, l'Italia. Lei pensi i politici come hanno ragionato in questi anni. Roma, nel tempo mi dica no, Udine ha fatto uno stadio bellissimo. Privato. Io dico Juve privato, Frosinone ma privato. Ma ormai gli stadi sono privati. Ho capito, ma possibile che lo Stato italiano 50 anni fa, 40 anni fa non abbia pensato, beh, facciamo uno stadio solo per il calcio visto che il nostro popolo è calciofilo? Ecco, uno solo a Roma, non ne dico 12. 50 anni fa, saranno altri logici, basta parlare 5 anni fa, è cambiato tutto, certo. Il mondo sta andando via, una velocità incredibile. Io dico adesso, uno per il calcio a Roma. È facile dire, 50 anni fa ha detto questo, ha fatto l'altro. Bisogna vedere avanti, non è facile. Vedendo avanti, non dico come Londra che Chi pensava 6-7 anni fa che l'e-commerce avrebbe avuto un successo del genere? Nessuno. Non si conosceva ancora. Guarda cosa cambia in 5 anni. Però sta perdendo un po', Un po' sta perdendo, un pochettino. Perderà. Perderà. Gli economisti prevedono che tra 5-6 anni ci sarà un calo. Per una previsione. E ritorneranno i negozi in centro. Previsione questa. Mi auguro che abbiano ragione, tra parentesi. Certo. Poi bisogna vedere se avranno ragione, è vero anche questo. Tra poco. A Roma non abbiamo